E Vo Euganeo, il focolaio veneto che esattamente un mese fa registrò la prima vittima italiana, segna oggi un nuovo caso positivo dopo giorni di contagio zero. Cristiana Palazzoni ne ha parlato con il virologo che ha seguito il caso del comune padovano. Sentiamo. Questa è un'infezione nuova che si è verificata perché non si è rimasti a casa, molto semplice. Se non si rimane a casa ci si rinfetta. Anzi, penso che questa occasione sia da monito a tutti quanti. Il modello Vo anticipa quello che potrebbe succedere in Italia quando i casi diminuiranno? Certo, anzi io penso che questo Vo continua a essere sempre una fonte preziosa e un modello di quello che può accadere. Questo pone anche un altro problema di carattere più generale, che è la metrica che dobbiamo usare poi quando decidiamo di sollevare queste misure di restrizione, perché questo dimostra chiaramente che si può tranquillamente pulire un posto e poi possono ripartire le infezioni. Quando le persone sono venute lì volontariamente a farsi fare il tampone, proprio per permettere di fare degli studi su questo, ci sono già dei primi risultati? Tra il primo e il secondo campionamento c'è stato un 90% di riduzione. Ora, siccome la media dell'incubazione è 5-7 giorni, questo nuovo caso se lo sono preso perlomeno 7 giorni dopo il secondo campionamento. E questo nuovo caso deriva chiaramente, come l'ho detto e lo ripeto, dal fatto che le persone non stanno a casa.